Angelo era essenzialmente un buono di natura, sempre disponibile, sempre attento agli amici, sempre pronto a fare qualunque cosa per la compagnia. Infatti il nostro sci club è ancora tutt'oggi una famiglia allargata. Noi per il passato facevamo attività anche di scuola sci a Biancoia, facevamo attività ad Alleghe e poi da un certo momento in poi, diventando tutti più vecchi, abbiamo cercato di trattenere l'amicizia che è rimasta dall'inizio sempre fondamentale per tutti. Così un amico di vecchia data ricorda Angelo Zen all'indomani del suo ritrovamento tra le macerie in Turchia, dove il sessantenne Dima Erne, tecnico industriale specializzato in macchinari per l'oreficeria, si era recato per lavoro. I due avevano sciato insieme proprio qualche giorno prima della partenza di Zen, con la promessa di ritrovarsi a breve, ma quella sciata non potranno più farla. La moglie, residente a Maerne, dove viveva con Angelo, resta chiusa nel silenzio di queste settimane e davanti all'abitazione sono comparse nuovamente le transenne. Una speranza che è durata 10 giorni, però è sempre stata viva. Basta vedere tutti i servizi del telegiornale dove trovavano persone ancora vive dopo 200 ore. La speranza era di trovare anche Angelo, purtroppo non è stato così. Zen è stato individuato da un'unità cinofila del soccorso alpino della Guardia di Finanza italiana. Erano stati inviati dal Ministero degli Esteri a supporto della Protezione Civile. Da lunedì i finanzieri scavavano tra i resti dell'hotel fino al ritrovamento. Ancora sconosciuta la data in cui la salma rientrerà in Italia, così come il luogo dei funerali. Stiamo attendendo anche noi notizie, speriamo che arrivino il prima possibile, anche per dare una giusta sepoltura al nostro Angelo. Il parroco, che aveva organizzato una veglia di speranza, ha fatto sapere che concelebrerà la funzione anche se dovesse svolgersi nel Vicentino. Si passa a un altro livello di continuare a pregare la vicinanza, la solidarietà e una riflessione che ci apre sempre sull'esistenza, la nostra realtà di vita. Poi oltre le parole che a volte escono dal nostro cuore, dalla nostra sensibilità e certamente di grande conforto e di grande speranza, anche il silenzio dice molto, la presenza è più importante.